24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Si è conclusa ieri la lunga sfida tra i candidati sindaco negli 8 comuni veneti al ballottaggio. Belluno, Mira, Jesolo, Tiene, Conegliano, Cerea, San Giovanni Lupatoto e Vigonza. A Belluno vittoria di Jacopo Massaro e delle sue liste civiche. Nel veneziano vittoria a Mira per il grillino Alvisa Maniero e a Jesolo del centrodestra con Valerio Zoggia. A Tiene, nel vicentino, il sindaco uscente Maria Rita Busetti è stata sconfitta dalla coalizione PD-PDL-UDC di Giovanni Battista Casarotto. A Conegliano, nel trevigiano, ha trionfato il centrodestra con Floriano Zambon. A Vigonza, riconferma di Nunzio Tacchetto del centrodestra. Infine nel veronese, vittorie a Cerea per Paolo Marconcini del PDL e a San Giovanni Lupatoto di Federico Vantini del centrosinistra. La direzione di Trenitalia per il Veneto l'ha chiamata Operazione Decoro e nella sua realizzazione ha investito direttamente e autonomamente 1.300.000 euro, al di fuori degli obblighi del contratto di servizio con la Regione. Si tratta di un restyling sostanziale del vecchio materiale rotabile circolante adibito al trasporto pubblico locale, con il rifacimento dei pavimenti, dei rivestimenti dei sedili, dei gradini delle toilette, l'imperiale e la pellicolatura antigraffiti delle superfici esterne dei vagoni. L'iniziativa è stata ufficialmente presentata ieri alla stazione Santa Lucia di Venezia su un convoglio composto da 9 carrozze sottoposte a restyling, alla presenza della responsabile della direzione regionale di Trenitalia, Maria Giacogna, e dell'assessore alle politiche della mobilità del Veneto, Renato Chisso. Tanta paura! È unanime il pensiero dei cittadini veneti dopo le violente scosse di terremoto con epicentro in Emilia-Romagna registrate nella notte tra sabato e domenica. Ma sentiamo quali sono state le reazioni. Lei l'ha sentito il terremoto? Sì, l'ho avvertito distintamente. Sì. Ha avuto paura? No, non ho avuto paura perché ho capito che non era l'epicentro nella zona qui. Ho avuto paura più che altro pensando chissà dove non era l'epicentro, cosa sarebbe successo dalle altre parti. Ho sentito sì il terremoto. Ero a letto e ho sentito che si muoveva il letto e mi sono svegliato. Sono molto preoccupata perché è dispiaciuta per quelle persone, perché la situazione è veramente grave per loro e quindi chiaramente insomma sono solidale. Ti ha fatto paura questo? No, ma comunque abbiamo sentito bene, insomma. È uscito in strada? No, sono girato dall'altra parte e ho dormito. Sulla base dell'aggiornamento delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha confermato lo stato di attenzione e lo stato di preallarme già dichiarato sabato per rischio idrogeologico, da dichiarato lo stato di attenzione per rischio idraulico relativamente ai bacini Vene B, Alto Brenta, Bacchiglione, Vene C, Adige Garda e Montilessini, Vene E, Basso Brenta, Bacchiglione fino a questa sera. Dopo il maltempo registrato nel fine settimana, permangono ancora instabili infatti le condizioni meteorologiche in Veneto, con la possibilità di piogge e possibili smottamenti in terreni particolarmente fragili. Un ingente traffico di droga è stato scoperto dai carabinieri di Mestre, che hanno arrestato 6 persone, accusate di aver organizzato il criminoso business in tutto il veneziano. Le indagini, iniziate a febbraio del 2011, hanno permesso di individuare il gruppo operante in zona. La droga veniva acquistata in provincia di Napoli e successivamente smerciata nel veneziano. Lo stupefacente, una volta acquistato, veniva piazzato da alcuni dipendenti dello stabilimento Fincantieri di Marghera. L'operazione ha visto il coinvolgimento di decine di militari dell'Arma e di unità cinofile. Varie perquisizioni sono tuttora in corso sul territorio. Parmigiano sotto le macerie, danni per oltre 250 milioni, secondo le stime del consorzio Grana Padano. Il sisma che ha colpito l'Emilia ha distrutto 300.000 forme di formaggi tipici, tutti particolari su industrie e finanze.
24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.